Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Veneto 1 con voi, ben ritrovati sui 97.500 di Radio Veneto 1 e ben ritrovato anche a chi ci sta ascoltando e guardando nei nostri canali social. Oggi parliamo di un importante appuntamento in questo fine settimana a Treviso, al Parco del Sant'Artemio, dal 17 venerdì a domenica 19 maggio, la 14ª edizione della Fiera Quattro Passi. Ne parliamo con il fondatore, il coordinatore e l'organizzatore, che è Alessandro Franceschini. Grazie Alessandro per essere qui con noi. Allora, prima di addentrarci nel programma, daremo anche delle informazioni tecniche sul meteo, che non sembra essere molto clemente in questi giorni, ma questo non ci preoccupa comunque, perché avete già trovato la soluzione e poi ce la dirai. 14ª edizione. Prima di parlare anche degli appuntamenti molto importanti, anche delle novità di questa edizione, facciamo anche un primo bilancio, no? Un'edizione nata e una fiera nata 14 anni fa come un sogno, una passione, una scommessa, e che sta avviandosi verso una completa maturità. Sì, questa fiera è nata praticamente come una festa della Cooperativa di Commercio Ecosolidale di Treviso, che ha allargato un po' all'inizio degli anni 2000 la propria proposta, dal commercio eco all'agricoltura biologica, agli nuovi stili di vita, al consumo critico, e poi piano piano questa fiera è diventata sempre più grande, non tanto per merito nostro quanto dei visitatori e dei cittadini di Treviso, del Veneto, che hanno veramente decretato questo successo, tanto che appunto da Macerata sul Piave, dove abbiamo tenuto la prima edizione, ci siamo spostati a Treviso, e di fatto negli anni è diventata una delle prime fiere a livello nazionale dell'economia solidale, per cui è un segnale importante anche per noi, nel senso che c'è una grande sensibilità dei consumatori, anche perché i cittadini apprezzano di Quattro Passi il carattere molto pratico, nel senso che è una fiera che dà dei consigli, dei suggerimenti utilizzabili ogni giorno per cercare di avere un impatto migliore sia a livello ambientale che sociale sul nostro pianeta. Senti Alessandro, tu hai parlato di economia, hai usato questo termine, no? E iniziate a proposito di economia con il botto, no? Con il professor Romano Prodi, che sarà venerdì. Un nome legato sicuramente all'Europa, no? Alla nascita dell'Europa, alla nascita dell'euro, dell'Europa moderna così come la conosciamo. Parlerà di economia, parlerà di Europa e di quanto è importante l'Europa. Credo che sia sotto gli occhi di tutti che la nascita dell'Europa, pur in mezzo a tante contraddizioni, ha significato un certo welfare sociale negli stati europei e anche la pace per 70 anni. Però alla vigilia del voto europeo è anche il ribadire contro i populismi, contro i nazionalismi, l'importanza dell'Europa. Forse anche questo lo scopo per cui avete invitato il professor Romano Prodi. Ma noi l'abbiamo invitato perché ci interessava proprio un punto di vista rispetto al tema di quest'anno. Il tema della fiera il titolo della fiera è Metti in circolo le idee, economie circolari, circoli e comunità. Perché vorremmo quindi partire dal paradigma dell'economia circolare, che è un paradigma di tipo proprio economico, e quindi legato al riciclo, al circuito dei prodotti, dalla loro nascita fino al loro smaltimento, e l'abbiamo voluto allargare ai temi sociali, per cui le comunità, i circoli, cioè quindi esperienze di economia che nascono dal basso, però in un quadro di tutele, e questo ci interessava proprio il discorso dell'Europa. Tra l'altro apriremo con Romano Prodi e chiuderemo con Paolo Rumiz proprio sul discorso dell'Europa, con anche alcuni incontri durante il programma della fiera, e ci interessava proprio questo elemento, cioè il quadro del nostro continente come una possibile garanzia rispetto alla tenuta di tutte le iniziative economiche e sociali che stanno nascendo, e quindi una sintassi comune, delle regole comuni, e questo proprio l'idea di un'economia che in qualche modo nasce dal basso e trova delle garanzie a livello nazionale ma anche sovranazionale. Ci è sembrato una sfida importante questa da cogliere, un ragionamento in questa fase particolarmente importante. Ecco Alessandro, per chi ci sta seguendo attraverso i nostri canali social riesce a vedere anche delle immagini delle scorse edizioni. Credo che immaginare Fiera Quattro Passi
lontano o fuori da un contesto meraviglioso, immerso nella natura come il Parco Sant'Artemio sia molto difficile, no? Questo vuol dire camminare all'aria aperta, eccetera, in un ambiente molto stimolante in mezzo alla natura, e anche questa, no? Una delle caratteristiche della Fiera Quattro Passi. Noi abbiamo sempre lavorato su 2 F, lettera F, cioè la fiera e la festa, per cui diciamo la fiera con tutto l'aspetto degli espositori, quest'anno saranno 120 in un solo weekend. Gli anni scorsi abbiamo fatto 2 weekend, quest'anno abbiamo concentrato mettendo più espositori in un solo weekend, e che tra l'altro vengono da tutta Italia con esperienze anche interessanti e molto interessanti sull'economia circolare. E oltre a questo però appunto quello che dicevi tu, c'è la festa, è una grande festa di famiglie, di persone che vengono lì perché il parco è molto bello, e quindi possono passare una domenica a imparare delle cose ma anche a stare bene con spettacoli, con attività per bambini eccetera. Quest'anno accanto a queste 2 F ne abbiamo aggiunto una terza, che è quella di festival. Infatti c'è un programma culturale che non abbiamo mai avuto così di alto livello, perché vorremmo proprio sfruttare questa occasione per passare delle idee, e quindi per dire la Fiera Quattro Passi che in alcune fasi della sua storia ha rischiato di diventare un po' un mercato, nel senso un posto dove uno passa per bancarelle. Abbiamo voluto appunto rafforzare l'aspetto culturale di divulgazione del messaggio, e quindi da qui un calendario che vedrà oltre 100 ospiti a fare appunto relazioni, workshop, conferenze sui temi dell'economia circolare, sui temi appunto dei circoli e delle comunità. Tu hai parlato di festival e mi hai dato anche là per quest'altra domanda. Avete anche fatto una partnership con la Rete Festival. Sì. Tu ci hai parlato di Fiera Quattro Passi come un'esperienza quasi unica e una delle più importanti in Italia, ma la Rete Festival ha delle altre piccole eccellenze, certo, per quanto riguarda Treviso, il Veneto, ma anche il panorama italiano, e questo mi sembra anche, al di là dei temi trattati che sono diversi da festival a festival, però insomma si fa di il nome festival e il nome Treviso un binomio importante. Sicuramente, noi circa 4 anni fa ci siamo trovati per la prima volta, tra l'altro nella sede appunto della cooperativa che organizza Quattro Passi, perché c'era venuta in mente l'idea di dire uniamo un po' i festival culturali della città di Treviso, perché sono tanti e insieme costituiscono un cartellone che non è uguale in Italia. Cioè questi adesso 14 festival che compongono la rete Treviso Festival, e vanno dalla musica jazz alla letteratura carta carbone, al fumetto col TVCF, con tutta la parte di cinema con Sole e Luna, veramente alla cultura giapponese, alla filosofia. Noi abbiamo una partnership forte in questa fiera col Festival Filosofico e con il Treviso Comic Festival, cioè ci sono veramente una rete di soggetti che costituiscono tutti insieme un cartellone veramente importante. Con questo ci troviamo praticamente spesso, facciamo degli incontri, facciamo uno scambio di esperienze, facciamo delle contaminazioni tra festival, e siamo andati anche spesso dalle istituzioni con una voce unica, e quindi con l'aspetto di una rete di festival che di per sé in futuro potrebbe costituire un macro festival, che veramente, se ci fate caso e andate a vedere per esempio il profilo di Treviso Festival, riunisce una serie di eventi che difficilmente ha paragoni a livello nazionale come ricchezza di attività. Abbiamo parlato di Prodi, di Rumiz. In conclusione ci sarà anche un importante dibattito e ci sarà la presenza di un premio Nobel. Sì, questa è una cosa interessante. Avremo 3 donne che parlano di pace e di disarmo, riarmo nucleare. E il sabato alle ore 18, tra l'altro alle ore 16 ci sarà anche Gerardo Colombo, che comunque è un nome importante che abbiamo voluto fortemente in fiera, a parlare sempre di quella cornice di diritti di cui si parlava prima, di legalità. E avremo appunto tre donne che parlano di pace. La prima sarà la ministra della difesa, appunto l'onorevole Trenta, e poi ci sarà appunto Suzy Snyder, che è la presidente dell'associazione che nel 2017 ha vinto a cui è stato assegnato il Nobel per la pace proprio sul tema del disarmo nucleare. A moderare sarà Sara Zambotti, che chi ama la radio conosce perché è una delle autrici e conduttrici di Caterpillar di Radio 2, quelli di 1000 di meno per intenderci, e quindi queste 3 figure femminili discuteranno di pace e di appunto disarmo nucleare in un momento in cui soffia tutt'altro vento in Europa e nel mondo, okay? Quindi c'è una corsa al riarmo nucleare, è una cosa di cui si parla poco.
l'abbiamo spesso sottovalutata negli ultimi anni. Noi, che l'organizzazione che fa 4 passi si chiama Cooperativa Pace e Sviluppo, abbiamo dopo tanti anni voluto riparlare di pace, e quindi abbiamo proprio dedicato il sabato pomeriggio, che è uno degli incontri principali della fiera, a questa tematica, e pensiamo che sia avere un premio Nobel della pace che discute con un ministro della difesa sia veramente stimolante. Alessandro, tu oltre alla parte organizzativa sei anche vicepresidente nazionale di Altro Mercato, no? Fiera Quattro Passi parlerà, in parte l'hai già accennato ma vorrei tornarci sopra, di economia circolare, di ricostruzione di capitale produttivo, umano, Certo. sociale, sulla base anche di un ciclo di sviluppo in qualche modo sostenibile. Che cosa vuol dire? Questa è la grande sfida, cioè nel senso far capire che l'economia solidale e sostenibile non è solo, diciamo, un tipo di imprenditorialità che può, diciamo, in qualche modo sollevare la coscienza e liberarci da condizioni di sfruttamento o di inquinamento ambientale, ma è anche, dal punto di vista proprio economico, il futuro della nostra economia. Cioè chi si sperimenta in attività che hanno delle garanzie rispetto ai temi sociali e ambientali, di fatto sta incontrando un grande favore da parte dei consumatori degli utenti, per cui alla fine queste iniziative imprenditoriali non sono più un'avanguardia, ma diventano veramente l'asset di quello che potrebbe essere l'economia in futuro. Non a caso l'Unione Europea ha legiferato nel 2017 proprio sui temi dell'economia circolare, dicendo questo è il paradigma che diventerà obbligatorio in futuro, per cui nel momento in cui tu produci un prodotto non puoi non preoccuparti dell'imballo, di che fine farà l'imballo, di quale può essere, diciamo, il destino o il consumo di CO2 e di energia che quel prodotto porta con sé, perché da un lato i cittadini, dall'altro le istituzioni sono sempre più sensibili a questo tema, per cui diciamo è un paradigma che potrebbe essere il futuro e anche un'eccellenza che renderà più competitivo il nostro sistema economico. Hai parlato di economia circolare, dei temi ambientali, insomma è stato anche il 2019 l'anno, insomma, dell'ambiente, di Greta, di tanti giovani in piazza, ma su questi temi come lo vedi il futuro dalla parte delle persone, dei cittadini, non dei ragazzi che si sono dimostrati straordinari, no? Ma dei ragazzi quando saranno adulti, perché sono comunque temi che insomma ne stiamo parlando da decenni. Allora, c'è ancora in Italia una forte componente, diciamo, di opinione che nega, per esempio, il tema del cambio climatico. Ci sono interi giornali che fanno battaglie dicendo il problema del cambiamento climatico non esiste, è solo un'intuizione oppure semplicemente una speculazione da parte di certi gruppi politici. In realtà noi stiamo andando in una fase normale di cambiamento climatico. Ecco, i ragazzi, come tantissimi altri, si è reso conto, e come tutti gli scienziati del mondo, d'altro canto, almeno quelli più credibili, che sperimentano con metodi scientifici appunto i vari cicli climatici, si stanno rendendo conto che così non è. E quindi c'è questa forte, diciamo, spinta verso il cambiamento, ma c'è anche una fortissima resistenza. Chi, diciamo, ha impostato la propria vita, i propri consumi, le proprie attività economiche su un paradigma, diciamo, di 20-30 anni fa fatica poi a cambiare. Per quello la speranza che questi giovani poi portino con sé anche il cambiamento e però lo mantengano anche, come tu dicevi giustamente, in età adulta, c'è forte, ma già se guardiamo ai paesi del nord Europa alcune tematiche che sono state affrontate prima che in Italia già sono diventate patrimonio comune. È chiaro che questo è un tema comunque Enorme, globale, no? sì, Tu hai accennato ai paesi del nord Europa, storicamente sempre molto sensibili, molto avanti su certi temi. Dall'altra parte abbiamo i due colossi, Stati Uniti e Cina, che su questi temi non ci sentono molto. Assolutamente, anzi bisogna stare molto attenti. È vero che i nostri comportamenti quotidiani devono essere modificati in una chiave di sviluppo sostenibile, però è anche vero che l'Europa di per sé contribuisce per circa il 4% dell'inquinamento globale, per cui se poi andiamo a far produrre le cose a condizioni per i lavoratori pessime dal punto di vista sia sociale, quindi lavoro, sia ambientale, quindi prodotti, manodopera, energia, e ecco che trasferiamo semplicemente il problema. Per cui per questo l'economia circolare richiede un ripensamento di tutto il ciclo produttivo
Visto che noi consumiamo soprattutto prodotti fatti sud-est asiatico, nell'est asiatico o nel sud del mondo in generale, pensiamo solo ai prodotti alimentari del commercio equo e solidale, per esempio, che creano un'alternativa rispetto a questo. Visto che consumiamo quello, dobbiamo essere sempre sensibili a quello che c'è dietro, le filiere. Il tema filiere sarà centrale nel futuro del nostro sviluppo sostenibile, perché se noi appunto magari chiudiamo il rubinetto dell'acqua per non sprecarla quando ci laviamo i denti, ma contestualmente compriamo dei prodotti che sono energivori o che hanno una fortissima componente di inquinamento nei paesi del sud del mondo, il problema non si risolve, insomma. Ascolta, passami la battuta, abbiamo parlato di mutamenti climatici, sì. Parliamo invece del clima, del meteo di questo fine settimana e del cosiddetto piano B che hai sicuramente studiato a tavolino. Sì, allora la fiera si fa comunque, anche se è prevista, credo tra sabato e domenica sono previsti dei temporali. La fiera appunto tutti i stand sono al coperto, naturalmente chi la conosce sa che si parcheggia per il parco, per cui bisogna portarsi l'ombrello, però diciamo tutta la parte di incontri e di workshop sono tutti confermati, e ci sono oltre 100 laboratori, promossi dagli stessi espositori, quindi espositori che propongono dei laboratori per far conoscere le proprie proposte, e quindi non scoraggiatevi se anche non c'è una bellissima giornata, anzi è occasione, visto che non si può andare al mare, di venire a fare un giro alla Fiera Quattro Passi e sarete assolutamente accolti a braccia aperte. Senti Alessandro, Fiera Quattro Passi ha raggiunto numeri importanti, decine di migliaia di persone. Come si fa ogni anno a confermarsi e a fornire comunque un'offerta che sia in grado di essere appetibile, interessante, moderna e al passo coi tempi? Questa è una bella domanda. Diciamo tre ingredienti principali. Il primo è il programma, quindi l'aspetto di approfondimento culturale. Il secondo è il tema, quindi trovare sempre un tema per cui noi individuiamo anche all'interno del proposto degli espositori ogni anno diversi, che quindi vengono a fare una proposta di tipo diverso. E il terzo è il rapporto col pubblico, nel senso che tutta l'attività che si fa a livello social, a livello di divulgazione eccetera, fa sì che ogni anno la fiera sia nuova. Quest'anno per esempio la formula anche espositiva sarà completamente diversa, quindi il percorso all'interno del parco sarà diverso agli ultimi anni. Ci sarà appunto tutto questo aspetto di elementi appunto culturali di approfondimento, ma anche molto intrattenimento, per cui spettacoli. Il sabato sera avremo una quindicina di buskers che faranno una busker night, per cui in giro per tutto il parco ci saranno giocolieri, circensi, sputatori di fuoco, insomma avremo tutta una serie di proposte, e quindi veramente in questo la fiera sta crescendo. Ecco, una cosa importante, ogni anno ci sono delle novità, probabilmente una tra le più significative, anzi direi due. Una è che ospiteremo l'Assemblea Nazionale del Commercio Equo, quindi ci sarà una giornata domenica dedicata al commercio equo solidale che ospiterà volontari da tutta Italia, e la seconda è sabato mattina avremo un'esperienza interessante, cioè ospiteremo un'edizione del TED Treviso in una formula un po' diversa che si chiama TED Saloon, all'interno della fiera, sul tema della economia circolare e dell'orientamento per i ragazzi al lavoro nell'economia circolare, per cui lì è l'unico evento a pagamento, si possono prenotare i biglietti, c'è ancora qualcosa, anche se non so se siano esauriti in queste ore, però abbiamo questa proposta che è molto interessante, perché avremo col modello TED, quindi interventi molto brevi, molto efficaci, avremo una serie di esperienze virtuose che proporremo ai ragazzi e al pubblico che verrà. Ascolta, immagino che la macchina dell'organizzazione sia attiva 365 giorni all'anno, no? Perché di fatto diventa stiamo già pensando alla prossima. Un lavoro. Immagino che tu sei davanti ai microfoni, davanti alla telecamera, dietro a fianco di te ci sia una marea di collaboratori che insomma lavorano praticamente da volontari. Credo che possiamo utilizzare anche Radio Veneto 1 per ringraziare questo popolo silenzioso che insomma lavora giorno e notte per questa fiera. Certo, pensate che dietro la fiera, oltre a uno staff di 20-30 persone, però ci sono 300 volontari, a cui si aggiungono scout, si aggiungono ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro che sono stati fondamentali in questi anni, e quindi veramente lo staff è una cosa, chi viene in fiera lo vede, insomma, quando vede le magliette con i 2 piedoni di 4 passi, vede che insomma c'è un grande impegno di persone, e anche per fare sì che la fiera sia un evento che si segnali anche dal punto di vista
ambientale, e negli ultimi anni abbiamo sempre vinto l'attestato da parte di Contarina come uno dei migliori eventi a livello nazionale per la non produzione di rifiuto secco. Per cui noi abbiamo una gestione del rifiuto con delle isole ecologiche, con dei ragazzi che spiegano a ogni persona che si avvicina per buttare il rifiuto dove deve andare, e quindi cerchiamo di conferire il meno secco possibile. Quando abbiamo fatto l'edizione da 50.000 persone abbiamo fatto meno di un quintale di secco, che è una cosa insomma notevole. Il tempo a nostra disposizione è terminato, allora io ringrazio e saluto Alessandro Franceschini e naturalmente Alessandro, appuntamento con qualsiasi tempo venerdì pomeriggio vi aspettiamo, domenica al Parco Sant'Artemio a Treviso. Grazie a tutti per l'attenzione, restate sintonizzati sui nostri canali social e naturalmente sui 97.500 di Radio Veneto 1. Arrivederci. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.